E allora, siamo ai titoli di coda. Allora, dobbiamo, prima di andare a vedere le pagelle di Turi Privitera, dobbiamo ricordare due appuntamenti. Allora, uno importantissimo per la città di Catania. Parliamo col presidente Bosco, perché veramente in un'annata disgraziata per lo sport catanese, e non solo la retrocessione del Catania in Serie B, ma mi viene anche in mente lo scudetto che sfuma all'orizzonte Catania, che è sicuramente una società che sta facendo e ha fatto in questi anni la storia della nostra città. Allora, in questo momento tutti concentrati sul beach soccer e allora, come dicevamo in apertura di puntata, questo pomeriggio si è tenuta la presentazione dell'Euro Winners Cup 2014. Allora andiamo a vedere qualche immagine, il Presidente magari ci racconta qualcosa. Ma è andata, intanto tutto sommato è andato bene, perché oggi c'era anche Ettore che ha assistito all'Euro Winner Cup, insomma al sorteggio dell'Euro Winner Cup, che è la Champions League di beach soccer. Vetrina internazionale, è andato tutto bene, abbiamo preso la Munios Sotelo, è una squadra spagnola, e abbiamo preso il Cres, che è una squadra lituania, quindi siamo anche stati fortunati perché abbiamo preso un girone a 3, le prime due si classificano e fanno poi insieme alle migliori terze, fanno i sedicesimi di finale per arrivare poi alla finalissima della domenica. L'evento è un evento internazionale seguito da 160 paesi in diretta televisiva, inizierà il 3 giugno e finirà l'8 di giugno alla Playa di Catania presso il Lido Azzurro, e naturalmente ci vede puntati gli occhi del mondo per la nostra fantastica playa di Catania, per il nostro vulcano che è patrimonio dell'UNESCO, e soprattutto porterà a Catania un carrozzone di atleti. Sbarcheranno a Catania quasi 480 atleti, 240 dirigenti, per un movimento che secondo il nostro punto di vista dovrebbe portare quasi 20.000 persone alla playa di Catania. Speriamo di farci trovare pronti, come organizzazione, società, e soprattutto da presidente del Catania veramente avrei piacere di vincere questa competizione. Ricordo a tutti che noi esistiamo dal 2004, da quando la federazione ha sposato questo magnifico sport. Abbiamo vinto uno scudetto, due Coppe Italia, 3 Supercoppe di Lega, 14 finali effettuate, siamo la società più titolata del Sud Italia. Mi viene di ricordare che faccio parte di un movimento che si chiama Catania al Vertice, in cui siamo 17 società consorziate di tutti gli sport d'eccellenza qui a Catania. Stiamo crescendo, stiamo lavorando, stiamo cercando di portare come me altri grandi eventi di altri sport nella nostra magnifica terra. Speriamo che chi deve sentire, chi ci deve ascoltare, e soprattutto le forze politiche che sono impegnate in questo momento a governarci, aiutano e ci diano un aiuto per promuovere il nostro territorio attraverso quella magnifica parola che si chiama sport. Presidente, in questi ultimi 2 mesi più o meno avete anche posto in essere una campagna acquisti molto importante, messo a segno davvero dei colpi prestigiosi che vanno a rafforzare una rosa che già era molto forte. Cara Valentina, purtroppo questo succede in una società sportiva quando per molti anni non si vince. Noi l'ultima Supercoppa di Lega l'abbiamo vinta nel 2009. Abbiamo perso in questi 4 anni 5 finali consecutivi, 3 di Coppa Italia e 2 di Supercoppa di Lega. Quindi naturalmente questa riflessione ha portato me e la società e tutto il gruppo dirigenziale a prendere una scelta netta. Abbiamo cambiato l'allenatore, il quale mi è dispiaciuto tantissimo, perché Fabrizio Belluso era una persona che era all'interno della società, un catanese, e che naturalmente ha vissuto le pagine importanti di questo sport. Abbiamo sostituito però, penso degnamente, perché abbiamo preso Alessandro José Soares, che è 4 volte campione del mondo col Brasile e a detta del movimento mondiale è un guru per questo sport. E poi naturalmente abbiamo, secondo il mio punto di vista, rafforzato quei punti che l'anno scorso sono stati un po' deficitari. Abbiamo preso il portiere della nazionale, friulano Doc. Tu sai che i friulani
importa, sono i migliori del mondo. Esperienza. Anche per il vino sono i migliori del mondo. Lo so, Simone però Del se tu Mestre, vedi Simone Zoff, Del Mestre. Quindi voglio dire, se è organizzata qualche cena, qualcosa, pensami. se tu vedi Zoff, se tu vedi Buffon, naturalmente verrai Del Mestre. Magari Intanto ti invito a magari vedere. porto la chitarra. Intanto ti invito Oh, a vedere Antonio una va a partita. rilassarsi a giugno. Intanto innanzitutto ti invito a vedere. che questo E guarda campionato ti ha proprio distrutto. Che una quindi. persona che fa sport come la faccio io e noi non viviamo né di diritti televisivi e non viviamo né di compravendite di calciatori, quindi viviamo solamente di attività di marketing e quindi riusciamo a organizzare questi eventi con attività di marketing mirati. Guarda che fare quegli sforzi che noi riusciamo a fare per dare lustro e visibilità alla nostra Catania con gli acquisti importanti che poi arrivano da tutto il mondo e raccogliere i favori mondiali, vedi che non è una cosa semplice. Io ti invito a vedere il Catania sulla sabbia, ti invito a vedere il Catania Beach Soccer, perché sicuramente la Domus Bet quest'anno regalerà spettacolo, Ci sarò. quello che i tifosi rossazzurri purtroppo quest'anno non hanno potuto vedere. Antonio, Fai vatti con la preparare una sciarpa, mi canzone. raccomando, anche Perché sulla non sabbia. preparare una bella canzone sul Catania Beach Soccer? Insomma, questo è un Mettiamo assist l'input. che ti lancia Ettore. Allora Ettore, velocemente, perché siamo veramente in Sì. chiusura, cosa ricordiamo noi invece il primo Allora, giugno? ci vedrà protagonisti insieme, giorno 1, domenica 1, all'interno di Penalty, una puntata speciale, il Penalty Awards. Per la prima volta ci saranno le premiazioni dei giocatori dilettanti, no? Dal campionato di eccellenza sino alla prima categoria, premieremo il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante e anche naturalmente il miglior allenatore, nonché anche il miglior dirigente. Sarà un modo diverso di regalare emozioni a quelli che giustamente non vivono il calcio che conta, cioè i dilettanti che ogni domenica con grandi sacrifici insomma vanno in campi pazzeschi. Del resto penalty, tutto il calcio Sì. di cui il calcio vero non parla mai. Ed è la puntata che chiude la stagione 2013-2014, saremo in diretta alle 19:30, saranno presenti per ogni categoria 3 giocatori, quindi ci saranno le vere e proprie nomination, soltanto una persona, un giocatore vincerà questo premio, quindi ci sarà questa suspense perché loro stessi non sapranno sino a quel momento chi è l'effettivo vincitore. Saremo in diretta alle 19:30, insieme a te avremo modo anche di conoscere quasi tutto il gota del calcio dilettantistico che verrà qui a Sestarete. E allora il momento delle pagelle di Turi Privitera e poi per i saluti tra pochissimo. E diremo picchi, stu Catania in Serie B, che tutti i catanisi fa dannare. Quando ci pettia, quando abili pettia. Frison 8, non mi levare la testa che su tutto l'anno un botto a c'era da sturero ma quando io. A un certo punto andò secondo tempo c'erano i 9 di 35 minuti. Niente, occhio in guanti. Occhio palo, occhio veri non si segnava. Se volevamo restare in Serie A o giocare da dare tutte le partite, appunto, se volevamo restare. Aristoteles, Peruzzi 2, bestia per l'ammonizione, bestia per l'ammonizione, insomma bestia al quadrato, bestia per tutte le rode, bestia id e c'è 4 soquattere, bestia id e non giudici, bestia! Calcisticamente parlando, Ciombe 6 e mezzo. Partita facile, Pirro. Stavo a mancare bianchi e acqua fresca che a 2 anni fecero un 6 e nocci gol. La giocatore della Bologna avevano i peristotti e panzetta la portavano a tirare il 5 centimetri. Quando stava una palla all'aria, occhiocchiato Richiddi era a mecce una banana e ero il difensore che scordina 3 Roland. Insomma, magari che Kid erano tutte 11 andando a fu sempre meglio. Avsklund Grand From, che in slovacco significa a posto, mbare. Roland 6 e mezzo. Ma chi aveva calamita? Tutti i palloni che ci andappavano in goddo. Magari andò secondo tempo quando incelavano come baccafico, tutti di respingeva i palloni. Ora non capisco su è nero perché è nero, o su è nero perché è chino di lividi. Muraglia! Monson 6 e mezzo. Non cattammo solo per punizione e finalmente ce n'è risultato una. Ho cominciato a sordo socco chi di cacciare una cross 78 volte in 10 minuti. Meno male che chi avevano parecchio stotti di biraghi e due palloni a ruano in cialaria.
5 fuori aria, vendo funno, una parina che ricoglie la piazza grande e Oresti in provincia di Bologna. Ave bello sinistro, peccato che andato fascia, andato tutto l'anno e chiappammo 70 gol per Ammatola. Rinaudo 7. Ho mai fatto a mente tanti falli che manco ci friscono più. Quando si fece ammonire in 2 secondo tempo abbiamo pasto che già ho stato ammonito 2 volte. Si procura la punizione o la vantaggio. Scippa per a di purazzi che già l'avevano stop tip fatti so. E con una mossa di wrestling comincia l'azione lo secondo gol. Con tutto scecco. Yes, 7. Un nometti sta. A giù a centrocampo, io che centrocampo. A giù quando menzo, io quando menzo. A giù a tezzino, io a tezzino. A giù a pubblico per sbarattare un garage. Sbaratto garage. Io per più pesto l'ho vista provata qualche settimana fa in botta. Capace che a 2 punti su vecchio l'avevamo. Poddicino. Cascio 6. Esci che avevi grambi che ci partevano dall'ognere peri, ci tiravano tutti i muscoli e le ghinaglie e poi ci vinnono magari in decatenazzero cotte e all'ultimo ci vinnono i grambi magari in da ricchiendo giglio. Inghia, pensa su acuruto, ma esiste! Pariendos, qua c'è mezzo. Ciao, ci voglio come dog sitter, picchi a passeare e ce la faccio a buffotti. L'anno prossimo voglio a bere che a difesa la Serie B a fare spacchiamento e copallone quando ossa ci arrestano. Quando resta sicuro, visto che va attaccamento alla maglia, pazzesco, suo procuratore resta che vuole arrestare se c'erano 100 milioni di euro mesi. Sperone! Leso 6. O stato paradinaico stanno una foto di Iddo che passa in balloni. Oh, non basta una palla, manco successo lungo un bagno davanti ai putteri. Però carusi, c'ha sì un fomma. Oh, ora ne divittiamo! Begessio 6. Una malamentato che non segnava e appunto fece un gol avanti. E spatti, sautava una para di partiti perché do gran connoto di chiellini, ci rompivo peri. Torna a rompere suo panaro solo come a tutta stagione, solo, sempre solo. Magari quando segnavo era solo e pici mosci gol. Eremita. Plasil 6. Avanti Jaroslav, sta finendo sto cavallo. L'altra partita e te ne può scappare. Countdown. Bellusci 6 e mezzo. Già si picchincia l'aria, stavo cominciando un wrestling. E tu si sapi, è un re de scere. Uno di chi da conosci sempre quando c'è le spatte di coppa. Sceriffo. Piraghi senza voto. A fine partita Sinisa chianciano come un biccirito. Ma non pare retrocessione. Era una occhio la bonde figurine. Per completarlo ci mancava solo scudetto Rocciapani e Anducar. Chi do Rocciapani volendo ciuava. Ma Anducar è introvabile, come quando è in botta. Anniricao. Pellegrino 8. Fosse l'unico che andava tutta a squaccia e ci credeva più davvero. E quasi quasi ci stava riniscendo, vincendone sopra 5. Però per fortuna che già tutto era compromesso. Oronzo Canà. E allora siamo al momento dei saluti. Allora velocemente grazie ai tifosi che sono stati con noi, ritroveremo la prossima settimana per l'ultima puntata di Rossazzurri. Grazie ai cugini come sempre, grazie a Sofia Tamà dell'agenzia Casteldiva di Aci Castello, grazie al nostro Daniele Di Frangia che ci fa vedere allora, una intanto ti do notizia, un aggiornamento in tempo reale. Sì, sono usciti i convocati dell'Argentina e ci sono 2 rossazzurri, Anducar si prevedeva e Rinaudo che invece forse è un po' più inaspettato. E allora, insomma, questo merita un applauso. Sono contento per Anducar. L'Italia ha più speranza in questo momento. Vabbè, no, insomma, No, non alimentiamo questa la polemica. l'Italia ha più speranza. Daniele, essere contenti perché la sorpresa è di Napoli. e allora c'è una sorpresa pure per qualcun altro, Daniele? C'è una sorpresa per qualcun Ecco, altro perché c'è un'immagine della festa postata sulla nostra pagina degli spogliatoi Facebook. dopo Catania Ganci. Si vede una persona con i capelli lunghi che guarda ed è Antonio Monforte. Ce l'hanno mandata, Antonio. O anzi ce lo chiedono per caso è il vostro ospite. Antonio sei tu? È una sono retorica. io qualche capello fa praticamente Ma appena lo diciamo con la l'arbitro freccetta, con la freccetta.
Crocetta chi Sì, è? è questo qui. Ah, ecco. Appena l'arbitro fischiò la fine, praticamente uno dei portieri del Calcio Catania di quella stagione, che era Alessandro Garofalo, che purtroppo in quella stagione praticamente cosa faceva? Partiva da titolare e poi usciva dopo 5 minuti facevano la sostituzione. 60 secondi. E allora praticamente Alessandro Garofalo, non appena l'arbitro fischiò, mi venne a cercare in mezzo alla gente e mi disse: tu, dice, ti meriti di festeggiare con noi dentro lo spogliatoio, perché, Una grande perché io gli mangiavo un cervello tutti i giorni al bar Fazio, Battiati. Vabbè. Allora, siccome dalla regia purtroppo mi dicono che dobbiamo chiudere, allora Luca con la vignetta. Allora, velocemente, oggi ho fatto una vignetta un po' particolare, visto che si parla sempre di questo paracadute, c'è stata questa leggenda metropolitana. Appunto, E- una leggenda, Sì, Sì. non lo so, lo sapete No, voi che siete no, addetti no, ai lavori, dai. tipo io ho fatto questa No, loro non sanno niente. Ma quale paracadute? Loro Antonio, non ma sanno sai niente. le perdite quante sono? Per il paracadute tu dovevi non si ospitare può- il maresciallo dell'aeronautica di Catania, No, di non possiamo Maristaeli. perdere tempo. Comunque, Le ma fatto il paracadute. nostro Liotrino che andando in giro per l'Italia arriva con questa scenetta qua, si ritrova i tifosi, che sono la parte più importante, quindi questi non sono i calciatori ma sono i tifosi, pronti lì sempre a sostenerli, e quindi c'è Liotro che dice: mamma mia, sono caduto troppo in basso, e invece i tifosi gli dicono: forza, ti aiutiamo noi con la A grande di Serie A. E lui purtroppo E allora il Catania ripartirà sicuramente dalla forza dei tifosi, una vignetta che insomma sicuramente è molto significativa. Grazie davvero a Luca Maugeri della Tazza Animazione e Spettacolo. Grazie a voi. Grazie a al Mario Cardone, scusate, alle sue statistiche. Grazie al nostro insuperabile Antonio Monforte, adesso si è calmato, pure le sorprese che arrivano da casa. Insomma, non ti puoi lamentare Antonio stasera, grazie. Grazie a voi. Grazie al presidente Giuseppe Bosco e un grandissimo in bocca al lupo per la sua squadra. Grazie all'amico Grazie a Ettore te, Tortorici, Valentina. grazie per essere stati con noi anche voi a casa e ci vediamo la prossima settimana. She said my boy is Dagger. Oh yeah.